Queste simpatiche tovagliette che hanno stampati i disegni realizzati dai bambini delle scuole bellunesi che hanno partecipato al concorso per la realizzazione di slogan e manifesti promozionali contro il melanoma sono una delle iniziative messe in campo dall'ULSS 1 Dolomiti per affrontare di petto il preoccupante aumento dell'incidenza di questo insidioso tumore della pelle. Abbiamo un aumento medio annuo in percentuale che arriva a un 5% circa, che è superiore a quello appunto della Regione Veneto che ha 3,8 nell'uomo e 3% nella donna. A parlare la direttrice della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università di Padova, che questa mattina nel quartier generale dell'azienda sanitaria bellunese ha esposto i dati epidemiologici sul melanoma, il cui trend lo porta ad essere fra le prime 6 cause di tumore rilevati nel bellunese, in rapida ascesa rispetto al biennio 90-92, quando il melanoma era al 18° posto. Una patologia multifattoriale, quella del melanoma, che presenta fattori non modificabili come il fototipo cutaneo, la familiarità e genetica e i fattori esterni sui quali salvavita risultano i comportamenti salutogenici, cioè generativi di salute. È importante che ci sia questa informazione che anche in montagna è importante proteggersi attraverso la crema solare. Una buona crema di protezione con fattore SPF non inferiore a 30 è la principale alleata della salute della nostra pelle, soprattutto in montagna, dove ogni 1000 metri di altitudine l'intensità dei raggi solari aumenta del 10%. Montagna sì, melanoma no, è il nome del progetto di prevenzione del melanoma che l'ULSS 1 ha avviato da tempo. Il melanoma si può prevenire, è una malattia appunto che prevede delle iniziative di contrasto molto significative di prevenzione primaria. Stiamo lavorando con le scuole, lavoreremo con i rifugi utilizzando queste tovagliette come campagna di promozione positiva, promuoveremo appunto l'uso ampio della crema sul territorio in tutte le occasioni opportune, rifugi inclusi. Qui parliamo di promozione della salute, cioè sviluppare stili di vita che possono essere appunto utili a mantenere uno stato di salute il più ottimale possibile. Il sole sicuramente fa bene, ma va preso a giuste dosi e con le giuste protezioni.